106.000 registrazioni e 23.600 paganti nel secondo giorno di contributo d'accesso a Venezia. Calano lievemente le presenze, ma aumentano i paganti. Anche oggi, sul piazzale della stazione ferroviaria, che rappresenta l'accesso numericamente più consistente, si lavora senza sosta per gestire il continuo flusso di arrivi. Arrivi che poi si concentrano nei punti di maggiore richiamo della città. Verso mezzogiorno la viabilità sul ponte di Rialto appare vicina al collasso e attraversarlo in una direzione o nell'altra, soprattutto in cima, si rivela impresa piuttosto ardua. Secondo l'assessore al bilancio Michele Zuin non è pensabile che l'effetto disincentivo inizi da subito con i 5 euro, ma sarà incrociando i dati di questi primi 29 giorni di sperimentazione che l'anno prossimo il Comune fisserà una soglia massima di presenze sostenibili, oltre la quale il ticket potrebbe salire a 10 euro. Ecco, in quel caso un gruppo di più persone magari sarà disincentivato dall'arrivare ugualmente in città. Il dibattito è aperto. Secondo Riccardo Carimani, scrittore e storico veneziano, sorprende che in Comune non si sia capaci di vedere i problemi di Venezia senza mettere balzelli. Il ticket è definito inapplicabile e ridicolo, lede il diritto di muoversi liberamente ed è un abuso. Circa i dipendenti comunali che sono controllori o circa i controlli effettuati a livello di privacy o altro, il Comune non sembra poi così sicuro delle sue azioni, perché pochi giorni fa, una settimana fa, 10 giorni fa, ha chiesto consulenza a uno studio legale di Roma proprio per intervenire semmai su questo tipo di problematiche che dovessero crearsi. Sul tema Giovanni Andrea Martini di Tutta la città insieme ha presentato un'interrogazione in Comune, ma si annuncia anche un possibile nuovo fronte nelle aule di tribunale. Perché ci deve essere questo tipo di controllo e perché ci deve essere questa sanzione? Forse non è proprio così corretto, non risponde propriamente a quelli che sono dei canoni formali, istituzionali, corretti legalmente. Abbiamo un pool di avvocati che si è reso disponibile proprio per aiutare i sanzionati.